Recupero dell'ex area Carnelli, ci siamo. Dopo l'acquisizione della fabbrica da parte del gruppo Supermercati Alì per un importo di circa 800.000 euro aggiudicato all'asta in comune a Vittorio Veneto, c'è curiosità su come il progetto in fase di realizzazione cambierà una vecchia zona industriale in una nuova area. L'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Antonio Miatto, ha accolto con soddisfazione la notizia che una consolidata realtà economica del Veneto abbia intenzione di investire sul posto. Gli obiettivi sono tanti, a cominciare dal recupero ambientale della zona. Ci sarà da fare un grosso lavoro che prevede la bonifica dei suoli, eliminando l'inquinamento da cromo esavalente ed amianto presente in tutto il perimetro dell'ex Carnielli. Secondo obiettivo sarà di natura urbanistica, perché con la riqualificazione dell'intera area verrà recuperata una considerevole volumetria lungo il corso del Meschio. E infine, ma non per ultimo, ma forse il punto più importante sarà l'assunzione di personale che sarà scelto direttamente su Vittorio Veneto. Tutti i negozi noi che abbiamo assumiamo persone vicine al punto vendita, perché è giusto che ci sia anche una giusta qualità della vita, quindi cerchiamo di... Poi magari qualche volta non è possibile, però tendenzialmente questa è la nostra formazione di base. Soddisfatto il primo cittadino Antonio Miatto per il lavoro che darà ai giovani di Vittorio Veneto, ma anche per la riqualificazione dell'ex area, un connubio perfetto tra sviluppo sostenibile e investimento economico. Gli imprenditori non si accontentano di fare il metro cubo, lo devono rendere gradevole, vendibile, e quindi a guadagnarci siamo un po' tutti con queste filosofie di base. Vittorio quindi avrà un posto oggi inquinato che sarà ripulito, avrà dei servizi migliori, più completi, avrà una parte della sua archeologia industriale che va ad essere recuperata, ne abbiamo tanta e cominciamo già con un sito importante.